Storie di lotta e di anarchia nell'ultimo lavoro della cantastorie catanzarese Francesca Prestia, presentato nel suo tour Partito da Lungro. Viviana Spinella. Disarmata puntano il fucile. Storie di conflitti e di repressioni, i salinari di Lungro, la rivolta di Benestare, la strage di Casignana contro i lavoratori. E poi Giuditta Levato, la contadina uccisa da un colpo di fucile nel 1946, la rivolta di Melissa, strage di contadini silenziata nel sangue, la Calabria del Novecento che non abbassa la testa, in un libro che racchiude 10 saggi, frutto di un lavoro di ricerca coordinato da Piero Bevilacqua, e le mette in musica con la voce di Francesca Prestia. 10 ballate per non dimenticare la nostra storia di lotta, di dignità e alla ricerca della libertà. Il riscatto e l'orgoglio di una terra relegata a periferia d'Italia, le bombe sui treni per Reggio Calabria il 22 ottobre 1972, il mistero dell'incidente stradale alle porte di Roma in cui morirono 5 giovani anarchici il 26 settembre 1970, grandi questioni sociali e politiche. Oggi dovremmo muoverci su quella scia e rigenerare una stagione di lotte di cui abbiamo bisogno per affermare un volto nuovo e una narrazione diversa della Calabria.